Arriva 7:15, 7:20 penso. Avere il sindaco ospite a cena non è un evento che capita tutti i giorni, tantomeno a un centro islamico come quello dei Pacifici di Udine, dove non è solo il presidente Sadat Hossein questa sera ad essere fremente per l'imminente arrivo. Come ti chiami? Islam, Da dove vieni? Bangladesh. Ramadan E cos'è il Ramadan? un mese sacro. Sì. Di dove sei? Che paese? Io sono pakistano. Pakistano. Tu di dove sei? Pakistano. Di dove sei, fratello? Da Bangladesh. Buonasera. Buonasera, Ciao. tanto piacere, Elisa Michelutta, Messaggero Veneto. Salve, bentrovati. Siamo molto contenti di essere qua e portare un segno di integrazione, accoglienza, di vivere civile. C'è anche Federico che è qui con noi perché appunto assessore alla cultura e abbiamo anche il nostro delegato alle comunità religiose che è il nostro consigliere comunale Vigna. Perfetto, allora adesso, signor Sindaco, andiamo dal suo ospite. Eccolo, salve, ben trovato, buone cose, Buonasera, grazie. dell'invito. grazie che sei venuto qua con noi. Bene, siamo venuti in tre, quindi saremo onerosi. E allora entriamoci in questa sala di preghiera che però i fedeli chiamano moschea, dove il sindaco si toglie le scarpe come tutti e accede nella zona ricoperta dai tappeti dove c'è un comitato di accoglienza che fa ovviamente tutti gli onori. È un piacere ospitarla Bene. e spero che si trovi bene nella nostra associazione. La ringrazio molto, molto graditi, i fiori sono anche un esempio di vita colorata. Ma l'omaggio floreale non è solo per il primo cittadino ma anche per Pirone e per Vigna, nonché per l'addetto stampa del comune che segue come un'ombra il sindaco De Toni e naturalmente anche per la giornalista del Messaggero Veneto. E adesso è il momento in cui addentrarsi nella sala di preghiera dove i fedeli non vedono l'ora di scattare 1 miliardo di foto con il primo cittadino e di farsi anche magari qualche selfie. Perché questa è una giornata storica che tutti ricorderanno per tutta la vita. E adesso, finito il momento dei flash, il primo cittadino e il gruppo dei commensali può addentrarsi nella saletta che è stata allestita per l'occasione e dove ad attendere gli ospiti c'è veramente ogni ben di Dio. Spiega al sindaco uno per uno i piatti. E si dice anche la sequenza perché qua dobbiamo mangiare Chiamano samosa, c'è uno carne con una verdura. con le melanzane. Sì. Sì, e farina. Quello lì Farina è un di do- ceci. Quello è un dolce. Un dolce, quello è un dolce. e- Qui Questo dolce. invece dolce. Questo qua Sono sono datteri. Dolce, tutto questo. Dolci. Dolce. Quello a dolce? Quello Sì. è dolce. Questo dolce. Sì, Anche dolci, quello è dolci. Dolce, mentre questo qua non Questo è dolce. qua è Salato. couscous. Noi siamo in un posto, Borgo Stazione, il quartiere della stazione ferroviaria, che è piccolissimo, ma è un condominio dove coabitano 64 popoli. Oh, questo qui è salato, giusto? Ecco, allora cominciamo. Uno lo prendo volentieri. Ecco, intanto ne assaggio uno come va e dopo vedo ne prendo ancora dopo. Tu Marco, allora, non è la prima volta che vieni qua a pranzo? Io dall'inaugurazione. Federico, passami un po' di... No, perché la Coca-Cola... No, ecco l'acqua. L'acqua. Eccola qua. Tu da quanti anni è che sei qua? 27 anni. Una vita? Io sono specializzato in motore MAN diesel. Ah, Lavoro 22 anni, lavoro officina non diesel. quindi stai specializzato sui motori diesel. E adesso che passiamo all'elettrico?
Adesso impariamo anche quello. Quindi tu sei nato in Bangladesh e dopo Quando era- eri giovanissimo. Sì, quando ero 17 anni sono qua, minorenni. Don Arduino mi ha dato una mano. È arrivato da minore non accompagnato. Sì, Don Daroia. È stato Don Daroia. Questa è la mia figlia maggiore. Come si chiama? Mi chiamo Samira e ho 17 anni, studio a Londra e per ora sto studiando materie scientifiche. Studio in un college. È uno dei primi 3 del paese. E da grande cosa vuoi fare? Vuoi stare lì allora a studiare, fare il bachelor lì in Inghilterra? Sì, voglio continuare l'università lì. Che scuola hai fatto qui? Qui ho fatto le elementari e fino alla seconda media. Sono convinto che l'università sia un grande strumento di crescita culturale e anche di integrazione di popoli, perché l'università è universitas. E così, mentre si banchettava allegramente, si è discusso dei temi della convivenza nelle società multireligiose e in città complesse come Udine, dove la comunità bengalese non è certo la più numerosa, ma è una delle più vivaci, come dimostra la presenza di questo luogo di culto, che però è anche un centro di aggregazione e un punto di riferimento per almeno 50 nazionalità tra gli immigrati residenti in questa città. Ma le differenze, le diversità culturali non dividono, semmai uniscono in questa città che sa integrare tutti, e la presenza del primo cittadino Alberto Felice De Toni al centro dei Pacifici di Udine è il simbolo molto concreto di questa unità. Piacere Alberto. Piacere, sono Begum Elena. Begum Elena, prego. Qua sono da 16 anni e sto lavorando, vedete, a 2 Mondial Ball. Ah, quindi la Mondial Polo, la polizia privata. È contenta? Sono molto contenta. Figli anche cresciuti qua e mio figlio studia giurisprudenza. Ah, La piccola ancora finisce l'anno superiore questo anno, dopo scrive medicina. E ormai è il momento del caffè e dunque l'epilogo di questa cena di Ramadan, con cui il sindaco ha voluto dimostrare l'amicizia delle istituzioni nei confronti di una piccola comunità, ma grande non solo di cuore, anche perché è punto di riferimento di tantissime persone in questo quartiere multietnico chiamato Borgo Stazione, in cui questo luogo, comunque lo si voglia chiamare, è un presidio di legalità e di sicurezza, oltre che di solidarietà. E le profonde conversazioni intrattenute in questa serata conviviale sono la dimostrazione che Udine ce la può fare. ecco, abbiamo portato 4 libretti. Ecco, questo qui è il libro del Tiepolo, che è il pittore più importante di Udine. Ecco, e poi questo qua era per un secondo libro, adesso decidi Sì, tu sì, a chi darla. prendo, E sì. questi qua sono 2 libri invece del Palazzo Comunale Sì, di del Udine. Comunale, sì, grazie. Va bene? Sì, Ecco, sì. quindi abbiamo dei doni per voi. Che la polizia privata, diciamo, Puoi restarla. Bangladesh nella polizia privata, dovete rigare dritto adesso. Arrivederci, buonasera. Buonasera. Buonasera.
Buonasera, complimenti, buonasera. Grazie. Complimenti, salve. Gabriele, vai a casa?